adesso ci sarà una bellissima presentazione di Simone Silvestro. Alcuni di voi, soprattutto i ragazzi di Maddaloni, lo conoscono perché è stato ospite al congresso UAI di Maddaloni e diciamo, è sembrato giusto ospitarlo qui al meeting perché ovviamente siamo addirittura d'arrivo con una missione che non vi dico niente, ovviamente ci penserà lui. Allora, prima di tutto un grande applauso a Simone. Scusate un attimo, 5 minuti, vorrei fare un grande applauso a Simona e Anna Maria che hanno gestito tutta la parte che è al di là di quelle tende. Sentiamoci Simone e poi dopo ne discutiamo. Va bene, grazie a tutti, grazie a voi per l'invito. Io oggi vi parlerò. C'è il microfono? Sì, ok, perfetto. Mi sentite? Ok, perfetto. Grazie per avermi invitato. Io oggi vi parlerò dell'azione del vento sulla superficie di Marte, che è quello di cui si occupa il nostro gruppo qui all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Allora, faccio una breve introduzione su Marte e i parametri orbitali. Allora, Marte orbita attorno al Sole in 687 giorni, quindi un anno marziano all'incirca corrisponde a 2 anni terrestri. Marte ruota attorno al proprio asse di 24 ore e 39 minuti, quindi anche il giorno marziano, il Sol, è anche un po' simile a quello terrestre, un po' più lungo. L'asse del pianeta è anche inclinato, quindi su Marte abbiamo il succedersi delle stagioni, come abbiamo sulla Terra. Marte è stato osservato sin dall'antichità e dobbiamo soprattutto a Schiaparelli la prima mappa geografica della superficie di Marte del 1890. È interessante vedere come Schiaparelli avesse già identificato le principali strutture geografiche del pianeta, come il bacino di Hellas e di Argyle, grossi bacini da impatto, l'altopiano di Taumasia, e in più Schiaparelli aveva visto tutta una serie di canali. Poi questi canali furono mal interpretati da Percival Lowell, che tradusse male la parola dall'americano, e quindi si pensava fossero strutture antropiche, diciamo, e quindi da lì tutta, insomma, la fantasia dei marziani. Tuttavia Schiaparelli non ci aveva visto male, insomma, perché i canali su Marte ci sono veramente, e lo sappiamo dalle prime immagini Vikings, dall'orbiter della NASA nel 1976, che ha mostrato la superficie in dettaglio. Ci sono veri e propri canali, veri e propri letti fluviali, che quindi stanno a indicare che su Marte l'acqua scorreva in superficie e scorreva in abbondanza nel passato, e questo lo si può vedere dalle strutture tipo delta fluviali. Qui vediamo un esempio terrestre a sinistra del fiume Serenga e un delta su Marte, nel cratere di Eberswalde, come potete vedere abbiamo canali, meandri, e le strutture sono veramente simili, quindi questo sta a indicare proprio la presenza di laghi sulla superficie di Marte in un remoto passato. Ora ho messo questa slide per farvi vedere un po' come è divisa la storia geologica di Marte. Abbiamo 3 aree geologiche fondamentali, il Noachiano, l'Esperiano e l'Amazzoniano, e poi come è cambiata la superficie del pianeta. Si pensa che su Marte, appunto, sappiamo che c'era l'acqua, si pensa che addirittura ci fosse un oceano che coprisse gran parte della superficie. Tuttavia la presenza di acqua sulla superficie di Marte è datata al Noachiano, che è l'era geologica più antica, e forse un po' di intermittenza nell'Esperiano. Poi mano a mano Marte ha perso parte della sua atmosfera e con essa l'acqua superficiale, insomma, è andata via. Quindi sono più o meno più di 2 miliardi e mezzo di anni, quindi dall'epoca amazzoniana, che Marte è il pianeta arido che conosciamo oggi. Quindi sappiamo che l'azione del vento ha avuto è stata fondamentale nello scoppiare della superficie del pianeta. E questo lo possiamo capire anche guardando questa
questa slide. Questa è un'immagine ripresa dal telescopio spaziale Hubble nel 2001. Qui abbiamo un'immagine prima e durante una tempesta di polvere che copre interamente la superficie del pianeta. Vi ho detto prima che Marte ha perso gran parte della sua, si pensa abbia perso gran parte della sua atmosfera, ma non tutta, altrimenti io sarei disoccupato, non sarei qua, diciamo. Questi sono i parametri fondamentali dell'atmosfera marziana. Direi che una cosa che ci interessa molto da vicino per processi eolici è la pressione media alla superficie, che di solito è 6 millibar, quindi circa 0,6% della pressione superficiale terrestre, e la pressione è così bassa perché l'atmosfera è molto molto tenue, poco densa, e questo ha un impatto diretto per il movimento superficiale della sabbia e per il sollevamento della polvere in sospensione. In questo schema possiamo vedere come il vento muove i granuli sulla superficie. Abbiamo i granuli più piccoli, dell'ordine dei pochi micron, che sono le particelle di polvere che si muovono in sospensione. Poi abbiamo granuli un po' più grandi, siamo nell'ordine dei centinaio di micron. La sabbia si muove in saltellamento sulla superficie, il processo si chiama saltation. La sabbia che colpisce i granuli più grandi che si muovono strisciando sulle superfici, questo processo si chiama reptazione, reptation oppure grip superficiale. Abbiamo detto prima che la pressione su Marte è molto bassa, l'atmosfera è molto rarefatta, e quindi questo si riflette sul movimento dei granuli sulla superficie, e lo possiamo vedere da questo grafico qua. Allora, un granulo di un determinato diametro, per essere mosso dal vento, il vento deve raggiungere una certa velocità, che è detta velocità di soglia, threshold friction speed, che abbiamo qua sull'asse delle y, e sull'asse delle x abbiamo il diametro dei granuli. Come possiamo vedere, la curva per Marte plotta qui sopra. Questo vuol dire che per muovere un granulo di un determinato diametro su Marte c'è bisogno di una velocità di soglia del vento che è 10 volte superiore all'incirca di quella che serve sulla Terra. E questa è una cosa molto particolare, infatti ci si è sempre chiesto come è possibile su Marte avere queste tempeste di polvere che possono coprire globalmente la superficie, visto che dai modelli atmosferici sappiamo che venti così forti raramente soffiano sulla superficie del pianeta. E un po' per risolvere questo dilemma che l'Agenzia Spaziale Europea ha progettato una missione che partirà a marzo del 2016, la missione ExoMars, che sarà composta da un orbiter e da un lander chiamato appunto Schiaparelli, per studiare appunto l'ambiente marziano durante il periodo statistico di tempeste di polvere. E questo è lo strumento a bordo del modulo Schiaparelli chiamato DRIMS, che è una vera e propria stazione meteo con sensori per il vento, intensità e direzione, temperatura, umidità, pressione, e misura anche del campo elettrico. Questa è un po' la cosa nuova, e questo strumento quindi sarà a bordo del modulo di atterraggio Schiaparelli, e il mio capo Francesca è il PI, quindi è responsabile dello strumento, quindi noi lavoriamo un po' per questo strumento. Per avere un'idea di quello che troveremo su Marte, per imparare a interpretare insomma i dati che arriveranno da Marte dalla stazione DRIMS, siamo andati in Marocco per studiare i parametri meteorologici durante le tempeste di polvere. Quindi abbiamo montato un po' gli stessi strumenti che ci sono su DRIMS, anche se un po' diversi, quindi anemometri, sensori di campo elettrico e pressione. E insomma abbiamo scelto il Marocco perché a livello geomorfologico è molto simile a Marte, come potete vedere anche in questa slide. Insomma, la somiglianza è veramente incredibile. Ed è un ambiente piuttosto estremo, le tempeste di polvere sono molto forti, i venti sono molto forti, ci sono un paio di foto
scorsa estate. E questo è adesso passiamo di nuovo un attimo a Marte. Questo è uno dei fenomeni che la stazione meteorologica DREAMS è in grado, insomma, di rilevare, e sono i dust devils, sono questi piccoli vortici che si formano d'estate quando la superficie è molto calda. Li vediamo naturalmente anche sulla Terra, qua se ne vedono 2 o 3. Queste immagini sono state riprese dal rover della NASA a Spirit. Adesso purtroppo Spirit non funziona più, si è incagliato appunto su una lunetta, un grosso ripple, però ha mandato a terra molti dati e queste immagini sono spettacolari. Qui come le vede Spirit e qua come le vedrà lo strumento DREAMS. Questi attualmente sono i nostri dati del Marocco. Un passaggio dei dust devils si vede come un flesso nella pressione, un picco nella temperatura e delle variazioni nella velocità del vento. Quindi questi sono i dati che avremo per Marte in caso di passaggio di dust devil. Un'altra cosa di cui ci interessiamo e di cui mi interesso io particolarmente sono le morfologie deposizionali eoliche. Anche questa foto l'ho presa in Marocco durante la nostra campagna, e sono in particolare i ripple e le dune. Allora i ripple possono essere ripple eolici normali, hanno all'incirca una lunghezza d'onda, la distanza cresta-cresta di circa 10 cm. Poi non c'è bisogno di andare in Marocco per vederli, basta andare sulla spiaggia. Questi indicano le condizioni di vento su scala temporale dai minuti alle ore. Poi abbiamo i mega ripples, sono costituiti da particelle più grossolane, la loro lunghezza d'onda è più grande, si muovono solo durante le tempeste, normalmente durante eventi ventosi molto forti. E poi abbiamo le dune, penso tutti voi sappiate almeno cosa siano, sono delle grosse, possiamo definirle colline di sabbia. Ora ci interessano da vicino perché su Marte possiamo vedere le stesse strutture. Questa è un'immagine presa dalla camera AirEyes ad alta risoluzione. La risoluzione spaziale è di circa 25 cm per pixel ed è montata a bordo della sonda della NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Sono immagini che hanno proprio un'alta risoluzione, in quanto siamo in grado di vedere i ripple eolici sulla superficie delle dune, che qua sono un po' in bluastro, i mega ripples tra una duna e l'altra, dove il materiale più grossolano è accumulato, e poi le dune stesse. Ora, perché queste strutture ci interessano? Allora, su Marte abbiamo poche centrali di meteo, c'è adesso una che è sul rover Curiosity, ve ne parlerò poi più in avanti, però insomma l'unico modo per capire quali sono le condizioni di vento e di movimento della sabbia sulla superficie è appunto studiare le morfologie eoliche. Ora, mentre per i ripple sappiamo che ci danno indicazioni del vento nel breve periodo, invece per le dune è la cosa un po' più complessa, in quanto le dune possono registrare diverse condizioni di vento e cambiano nell'ordine temporale dall'anno alle decine di anni e anche di più. Allora, quello che ci interessa è che possiamo anche vedere su Marte delle dune e la presenza delle slip face. Allora, la slip face è il lato più inclinato, quello che sta sotto vento della duna, e il numero e la posizione delle slip face sulle dune ci indica il regime di vento. Allora abbiamo dune che hanno una sola slip face, sono le dune a barcana, trasversali, barcanoidi e paraboliche, e queste tendenzialmente indicano regimi di vento unidirezionali, anche se questa è una grossa semplificazione, però possiamo ritenerla valida in molti casi. E poi abbiamo dune che hanno due slip face, sono le dune lineari, le slip face sono poste ai lati della duna e la duna si allunga lungo la risultante dei due venti. Queste sono le morfologie di dune più comuni sulla Terra. E poi abbiamo dune stellate che registrano condizioni e regimi di vento trididirezionali o addirittura anche più direzioni.
E le dune, insomma, adesso sono di nuovo tornate di moda. Non so se voi seguite un attimo le novità che arrivano da Curiosity, che sta nel cratere di Gale, il rover della NASA che è entrato nel 2012. Adesso Curiosity dovrà attraversare per la prima volta un campo di dune attivo, quindi ci sarà la possibilità di analizzare per la prima volta su Marte delle dune attive, quindi rispondere a certi interrogativi tipo qual è la velocità di soglia per muovere la sabbia, eccetera, eccetera. Ora, questa è una bella immagine di Curiosity, adesso ve ne farò vedere altre. Ecco, qua è la posizione di Curiosity rispetto agli altri lander della NASA, quindi qua è situato Gale Crater, siamo in una zona equatoriale. Questa è un'immagine tridimensionale del cratere di Gale, questo è il bordo del cratere, in mezzo abbiamo Aeolis Mons, o comunemente detto Mount Sharp, è alto all'incirca 5,5 km rispetto al pavimento del cratere, e questo materiale scuro che vedete circondare Mount Sharp sul pavimento del cratere è sabbia organizzata in dune. Questo è il campo di dune che dovrà attraversare Curiosity, e questo è il tracciato che all'incirca dovrà fare prima di arrivare alla base del Mount Sharp, quindi dovrà passarci proprio in mezzo. Questo campo di dune è stato battezzato Bagnol Dunefield, in onore di Bagnol, che è stato uno dei primi fisici a studiare il movimento della sabbia sulla Terra, la fisica del movimento della sabbia. E questa è un'immagine da Curiosity, qui è stata stracciata per avere un cielo che assomiglia, insomma, al cielo terrestre, l'immagine è stata stracciata per mettere i contrasti. Questa è parte di Mount Sharp e queste sono le dune che dovrà attraversare. Questa è un'immagine invece non stracciata, quindi potete vedere il cielo rossastro dovuto alla polvere, è sempre qua il campo di dune, il Mount Sharp. Sono immagini spettacolari. E qua un'altra immagine degli strati sedimentari di Mount Sharp e le dune qua. E adesso veniamo alla centralina meteo che è montata su Curiosity, che è la Rover Environmental Monitoring Station, REMS, ha due sensori di vento per misurare la direzione e l'intensità del vento. Purtroppo uno dei due sensori si è danneggiato durante l'atterraggio, quindi adesso, insomma, bisognerà vedere che tipo di dati arriveranno. Comunque sia una cosa molto interessante, perché si potranno per la prima volta accoppiare i dati del vento con eventualmente i dati del movimento della sabbia ripresi dalle camere. E questa è la posizione di Curiosity fino a un paio di giorni fa, al Sol 1168, e questa è la prima duna. Le dune su Marte sono scure perché è sabbia basaltica, che è una roccia molto scura, quindi questa sarà la prima duna che sarà visitata dal rover. E queste dune sono attive. Come vedete, questa è un'animazione che è uscita insieme alla press release della NASA e del JPL, quello che vi ho fatto vedere prima. La seconda immagine è un po' rumorosa, spero riuscire comunque a vedere che c'è del movimento, le dune si muovono verso sud in questo caso, si può vedere anche un po' qua, insomma si stanno muovendo. E questa è un'altra immagine di Curiosity, queste sono le pendici del Mount Sharp e queste sono le dune, questa dovrebbe essere la duna 1. Quindi sono abbastanza grandi, la larghezza è di circa più di 100 metri, l'altezza va dai 5 ai 20 metri. E questi sono i ripple che sono sulla superficie delle dune, si vedono più o meno. Ora, noi sappiamo che le dune si muovono nel landing site di Curiosity, lo sappiamo da un po'. Nel 2013 avevamo pubblicato un lavoro, avevamo appunto studiato queste dune in previsione dell'atterraggio, quando già sapevamo che, insomma, Curiosity sarebbe atterrato lì. Quindi adesso in questa seconda parte della presentazione vi farò vedere quali sono stati i nostri risultati riguardo appunto le dune di Curiosity. Lo scopo del nostro lavoro
era quello di insomma, cercare di capire il regime di venti nel sito di atterraggio, usando la morfologia delle dune di Ripoll e la loro attività, in più accoppiando questi dati con un modello atmosferico ad alta risoluzione. Questo in previsione dell'atterraggio, anche perché sapevamo che c'era una centralina meteo, quindi i nostri dati, i nostri risultati potevano essere direttamente testati a terra. Quindi inizio facendovi vedere la morfologia delle strutture deposizionali eoliche. Questo è il sito di atterraggio, questo è un mosaico a 5 metri per pixel, queste sono immagini RISE a più alta risoluzione, sono precisamente delle stereocoppie da cui si possono ricavare dei DTM, Digital Terrain Models, che sono dei dati della topografia, in pratica possiamo vedere l'altimetria del terreno. Quindi che cos'è un Digital Terrain Model? In sostanza è una rappresentazione 3D della superficie derivata da due immagini della stessa area acquisite a angoli diversi, quella che si chiama, quella che comunemente è detta una stereocoppia. Quindi queste sono le immagini che utilizziamo, queste più scure che vedete sono le dune, questo è il DTM, adesso qua i colori indicano una diversa altezza, in più dal DTM ne possiamo derivare delle mappe della slope, della pendenza. Ora, avere la pendenza è una cosa che ci serve molto quando studiamo le dune, perché ci può aiutare a identificare le slip face e quindi a capire il regime dei venti. Sappiamo che le slip face normalmente stanno a circa 30 gradi, che è l'angolo di riposo della sabbia. Andando a vedere il campo di dune Bagnhold nel sito di atterraggio, vediamo che muovendoci da nord-est verso sud-ovest le dune hanno una diversa morfologia e poi possiamo accoppiare a queste immagini i dati della topografia e delle pendenze e possiamo identificare inequivocabilmente le slip face. Vediamo che le dune a nord-est le slip face sono orientate quasi a 90 gradi, sembrano quasi delle dune stellate. Poi muovendosi verso il centro del campo di dune abbiamo delle dune lineari, quindi due regimi di venti con le slip face ai lati, e poi muovendosi sempre più verso sud-ovest abbiamo forme più regolari delle dune a barcana con una sola slip face, quindi vuol dire che il regime di venti cambia lungo il campo di dune dove è atterrato Curiosity. Questi plot indicano solamente la struttura tridimensionale dei vettori sulle slip face, quindi sostanzialmente è l'orientazione delle slip face. Qua non entro nel dettaglio, la cosa importante da capire è che abbiamo trovato dall'analisi delle dune due venti dominanti che soffiano da nord-est e da nord-ovest, che sono responsabili della formazione dei due slip face qua e di una slip face qua e delle dune lineari, quindi un regime di venti sostanzialmente bidirezionale. Questo nel lungo periodo. Se poi vogliamo andare a vedere come il regime di venti nel periodo più breve, guardiamo i ripple che si formano su tempi scala molto minori e l'alta risoluzione delle immagini ci permette di identificarli. Queste scure sono le dune e i ripple sono queste creste che potete vedere qua sopra. Ora, mettersi lì e tracciare le linee una per una potrebbe essere è un processo che non finisce più, quindi per mappare queste strutture abbiamo deciso di utilizzare un algoritmo automatico sviluppato dal nostro collaboratore David Basch in Portogallo, e questi sono i risultati. E quindi vediamo che anche l'orientazione dei ripple ci dice che c'è un regime di venti bidirezionali, considerando che il vento tende a soffiare perpendicolarmente alla cresta dei ripple. Adesso possiamo vedere, dove abbiamo abbastanza immagini che si sovrappongono, l'attività eolica, quindi il movimento del ripple e delle dune. All'epoca avevamo 3 immagini con le giuste caratteristiche di acquisizione che si sovrapponevano in quest'area qui. Qua è dove è atterrato Curiosity, qua dove si trova Curiosity attualmente. Adesso ci sono molte più immagini, quindi speriamo anche di continuare il lavoro. Le immagini erano acquisite nel 2006, nel 2008 e nel 2011 e si sovrapponevano tutte e 3 in questa zona qua, che andiamo a vedere. Quindi queste scure sono le dune e quando ci muoviamo da un'immagine all'altra vediamo che
sia i ripple che le dune migrano verso sud-ovest. Il tasso di migrazione che abbiamo trovato è all'incirca 60 cm l'anno, 0,06 metri, ma probabilmente anche più elevato. Qua ve la lascio un po', insomma, è abbastanza evidente la migrazione. Dopodiché possiamo comparare questi dati con dati di un modello atmosferico ad alta risoluzione, il Mass Regional Atmospheric Modeling System. Questo è ancora il sito d'atterraggio, qui dove è atterrato Curiosity, che adesso sta all'incirca qui. Allora il modello è costituito da una griglia di punti, sono spaziati all'incirca a 1 chilometro uno dall'altro. Per ognuno di questi punti sono stati modellati i venti nelle 4 stagioni per 4 giorni caratteristici ogni 20 minuti. Quindi ogni punto della griglia sono diversi venti modellizzati. E quando facciamo la media delle direzioni e dell'intensità del vento, qui segnata come stress superficiale, quindi la forza che il vento esercita sull'unità di area, vediamo che il modello ci dice che ci sono venti che soffiano da nord-est e questi venti tendono ad essere più forti muovendosi da nord-est verso sud-ovest, e questa è proprio l'area dove noi abbiamo identificato la migrazione delle dune e dei ripple, quindi diciamo che il modello qua fa un buon lavoro. Oltre all'intensità e alla direzione possiamo anche avere un'idea della variabilità direzionale dei venti. Come vi ho detto prima, ogni punto della griglia corrisponde a diverse direzioni e intensità di vento modellate, quindi andando a calcolarci la deviazione standard circolare possiamo avere un'idea della direzionalità, e vediamo che questa decresce andando da nord-ovest verso sud-est, e questo ben si concilia con la morfologia delle dune che vediamo, che sono molto più complesse qua e piano piano meno complesse nella zona sud-ovest del campo di dune. In conclusione abbiamo visto che le dune che attraverserà Curiosity sono attive e influenzate da almeno 2 venti, quindi siamo curiosi di vedere cosa diranno i dati della centralina, se arriveranno dei dati buoni, ma penso di sì, che riusciranno a trovare una maniera per, insomma, ovviare alla perdita di uno o dei 2 sensori. I venti da est e da nord-est sono stati dominanti dal 2006 al 2011, ma questo non è detto che lo siano in altri periodi, e in più diciamo che sono venti fortemente influenzati dalla topografia, in quanto hanno la stessa direzione delle pendici di Mount Sharp, quindi probabilmente sono influenzati dalla topografia. Sono più forti e anche più unidirezionali, muovendosi verso sud-ovest. Questo ben si concilia con la migrazione, la direzione di migrazione della duna e dei ripple, e col fatto, insomma, che le dune hanno una morfologia più semplice andando verso sud-ovest. Venti da nord-ovest sono anche necessari per spiegare le morfologie di dune più complesse, e la presenza di dune lineari e il pattern di ripple orientati a 90 gradi uno dall'altro che abbiamo identificato. Io con questo ho finito, se avete delle domande. Diego, domande? Come no? Ah, ecco. Le ha fatte tutte da stamattina. Sì. Vabbè, ci troviamo, continuiamo. Vedo che c'è Sì. 2 domande. Tu hai detto che c'è uno spostamento di 60 cm l'anno. Sì. Qua sono riferito all'anno terrestre. All'anno Sì. E per quanto riguarda la causa dei venti, penso che sia dovuto ovviamente ai cambi di stagione, no? Allora, la reazione dell'asse, poi c'è una stagione di riscaldamento di zone diverse. sì, allora, questo a grande scala. In Gale Crater poi c'è l'effetto topografico, è un cratere complesso, c'è una montagna al centro del cratere e in più c'è il bordo del cratere, quindi si pensa che i venti catabatici che soffiano giù dal cratere sono poi deviati dalla montagna, siano
probabilmente responsabili di questo spostamento. Tuttavia i venti catabatici dovrebbero soffiare da nord-ovest verso sud-est, quindi l'effetto topografico deve essere abbastanza forte. E poi non possiamo escludere proprio una variazione stagionale nella direzione dei venti. Scusa, posso chiedere? Io non sono un esperto in questa, però ho capito bene, per muovere la sabbia i venti devono essere più forti Un ordine di magnitudine. che sulla Terra. Sì, Ma perché la densità dell'aria è molto più bassa. esatto, Perché, esatto. perché di contro noi abbiamo che essendo una gravità molto più piccola, comunque si muoverebbero più facilmente i granelli. Sì, Però forse è la densità che è talmente più bassa che non viene compensata da questo. Esatto, la densità è quella che gioca, che bisogna tenere in considerazione. Poi anche la gravità, pare che la gravità giochi nel fatto che quando la saltazione, quindi il movimento della sabbia inizia, si possa avere un flusso di sabbia che sia comparabile con quello che si ha sulla Terra, quindi la quantità di sabbia che si muove nell'unità di superficie nel tempo, e che la gravità possa anche giocare sulla traiettoria dei grani, che quindi è molto più grande, però sulla velocità di soglia per muovere i grani sulla superficie e soprattutto la densità. Mattia? Avrei due domande, una più inerente e una meno. La prima, nel 2008 Spirit, dopo una lunga carriera, si è arenato in un sedimento, come lei ha detto, di sabbia, Sì. composto prevalentemente da giarosite. Curiosity, transitando in un campo di dune attive, non rischierebbe problemi seri? Sì, infatti le dune sono considerate un rischio, tuttavia io non credo che facciano andare Curiosity direttamente sulla duna, lo faranno arrivare vicino e gli faranno fare un sampling col braccio, e poi cercheranno di evitare, infatti la zona che hanno scelto per attraversare il campo di dune c'è qua insomma un corridoio abbastanza ampio di bedrock, e quindi non credo che le faranno avanzare, anche se hanno fatto addirittura dei test sulla terra per farlo andare sulle dune, quindi non penso che lo facciano andare proprio sulle dune per evitare appunto questo. Insomma, controllano se si può fare tipo il bagno, insomma, metti Sì. sei in fretta. Esatto. Male che vada, Torni indietro. di un buggy su Marte. La seconda domanda, recentemente il 28 settembre è stato fatto un annuncio relativamente importante, cioè la presenza di acqua liquida temporanea stagionale su Marte, dovuta, nonostante l'acqua su Marte sia al punto triplo, è stato al di sotto del punto triplo dell'acqua, su Marte è stato trovato il perclorato, potrebbe spiegare questo? Il perclorato è tossico per gli organismi viventi. Sì, allora la presenza di sali e di perclorati è fondamentale per avere acqua allo stato liquido sulla superficie di Marte attualmente, però non è l'unica cosa tossica sulla superficie. L'altro problema su Marte, questo è il problema principale, è appunto che insomma, la radiazione solare sulla superficie arriva quasi tutta. Penso che non c'è il campo magnetico, questo è anche uno stato insomma il responsabile della scomparsa dell'atmosfera, dell'effetto solare, l'ha tirata via. Adesso ci sono anche dati del MAVEN. Sì. Comunque sì, è tossico il perclorato, ma non è la sola cosa tossica. Non è molto ospitale. Sì. Vincenzo? Volevo chiederti, essendo sopravvissuto, cioè questa scena iniziale di questa tempesta marziana abbastanza violenta, Sì, non l'ho visto, però è una realtà possibile, perché mi sembra che non siamo in quell'ordine di velocità ovviamente. io purtroppo non ho ancora visto il film, perché volevo leggere prima il libro, e quindi non le so ben rispondere. No, Devo essere una sincero. tempesta violenta, diciamo, tempesta del sale, però molto più forte da scagliare addirittura in aria dei macigni. No, quello è un po' complicato. Allora, ci sono delle immagini del paracadute del modulo che ha portato giù Curiosity, che cambia di anno in anno, però insomma una cosa è muovere il paracadute e una cosa è muovere dei massi, insomma
tempeste di polvere su Marte muovono la polvere, poi si muove anche la sabbia che si può muovere anche quando non ci sono le tempeste. Ora io non ho visto il film, però se mi dice che si muovono dei massi direi che la cosa non è molto credibile. Tuttavia il sito di atterraggio, questo lo so, è proprio nella zona di Marte. Infatti se andate sul sito della sonda della camera ERISE ve lo fa vedere. Ma la stima dei 20, 35, 30, è sempre un mezzo di fuoco, no? Sì, questa è una stima che avevamo fatto usando le formule empiriche per la Terra applicate, con i parametri come quei parametri. È anche più forte. Sì, sì. Tuttavia non siamo molto sicuri della stima dei venti, quindi speriamo che insomma, si sappia qualcosa dal REMS. Sì. Altre domande? Mattia, vai con lui. Il lander Schiaparelli dovrebbe atterrare, dovrebbe arrivare in orbita il Freezor Gas Orbiter Sì. verso settembre. Sì. Il lander Schiaparelli, qual è il sito di atterraggio scelto? Il sito di atterraggio scelto è Meridiani Planum. Io adesso avevo parlato di Meridiani Planum a Maddaloni, allora adesso ho voluto un attimo cambiare per non far vedere la stessa cosa. Però sì, è Meridiani Planum, è lo stesso sito di atterraggio di Opportunity, è stato scelto perché è piatto, quindi insomma comporta pochi rischi. È totalmente coperto da morfologie eoliche, in particolare da megaripple, e questa è una cosa che avevo fatto vedere l'altra volta, che sono arrangiati in maniera complessa. Anche lì un sistema di eventi complessi che si è succeduto durante le epoche marziane, ma è interessante comunque come sito. Grazie a tutti. Pensierino, perché quando vai a filmare poi bravo.